Novembre 2010, ottobre 2013. Sono trascorsi quasi 3 anni dall'alluvione che ha segnato il territorio padovano, numerose le famiglie colpite che hanno visto la loro abitazione distrutta, l'infrangersi di molti progetti e la perdita di occupazione. Caritas diocesana ha cercato di sostenere le popolazioni alluvionate con una raccolta fondi che ha poi convogliato in aiuti diretti. Due le tranche, prima 400.000 euro, poi sono arrivati anche quasi altri 200.000 euro. Sì, una prima tranche l'abbiamo utilizzata attraverso le parrocchie e abbiamo destinate direttamente alle famiglie alluvionate attraverso proprio un piccolo segno di carità diretta. Invece questa seconda parte abbiamo scelto, in concordata con i parroci, di destinarla attraverso il lavoro, in particolare alle persone disoccupate nei territori alluvionati. Il secondo progetto ha visto il coinvolgimento di 4 comuni del Padovano, Casalserugo, Ponte San Nicolò, Bovolenta e Veggiano, per la sistemazione di 4 aree danneggiate dall'alluvione, l'avvio di percorsi formativi, ma soprattutto la realizzazione di 22 percorsi lavorativi, in parte a termine e in parte rimasti a tempo indeterminato. Io ho avuto tre persone che dalle cooperative con cui erano state assunti a tempo determinato, un bel giorno gli hanno detto: ci piaci, ti teniamo, c'è un'opportunità per te, non vi dico la felicità. Ho il caso per esempio di una mamma che si è catapultata in comune, io ero nel mezzo di una riunione, ha aperto la porta e ha detto: Anna, mi hanno assunto a tempo indeterminato. Felice, sì, sono momenti di gioia in mezzo a questo disastro dell'economia italiana, queste cose fanno piacere.